Le porte dei locali che vengono chiuse a chiave, sedie e sgabelli impilati, tavolini vuoti, la zona arancione vista attraverso la situazione di bar e ristoranti, le cui attività sono al momento ferme, se non per il solo servizio di take-away o consegna a domicilio. E così i locali, per sopravvivere in questa fase, in attesa di nuovi ristori, si riorganizzano. Tutti quanti si stanno un po' voltando all'asporto, anche chi non l'aveva fatto nei mesi precedenti. Ovviamente gli incassi sono irrisori, però non possiamo più permetterci di stare chiusi, di non lavorare, visto che gli aiuti purtroppo non arrivano e quando arrivano sono inconsistenti. Asporto che funziona soprattutto a pranzo, mentre fatica a decollare nel servizio serale. Chi è a casa molto spesso aspetta la cassa integrazione da diversi mesi e quindi non ha magari la possibilità di spendere. La parola d'ordine è tener duro, in attesa di poter tornare ad accogliere i clienti di sempre e aspettando quel giorno si va avanti, riorganizzando il proprio lavoro. In zona arancione noi riusciamo a fare mensa con i contratti degli operai che lavorano qui nei cantieri. Perché non fate l'asporto? Perché sinceramente qui all'osteria che non abbiamo fatto quasi mai l'asporto, di conseguenza abbiamo deciso di non farlo.